un libro di racconti di Cinzia di Tosto, che è qui accanto a me. E accanto a lei c'è un'altra Cinzia, che sarà la fine dicitrice, che leggerà alcuni brani del libro. Allora, che cos'è questo libro? È uno spaccato del mondo femminile. Nel libro vengono rappresentate le ombre, ovviamente le contraddizioni, con l'aspetto tra virgolette negativo, ma anche le luci e le positività dell'essere donna. I personaggi sono tratteggiati con le caratteristiche e le situazioni appunto che contraddistinguono l'universo della donna, che è un universo certe volte difficile, che sta evolvendo sempre di più, che è passato dal femminismo ad una situazione di incertezza. In questo momento non si riesce molto bene a capire che le donne sono diventate qualche volta un po' troppo aggressive, ma d'accordo. E quindi l'altra caratteristica del libro è che c'è molta ironia, che non è sarcasmo, che è tutt'altra cosa, ma è un'ironia buona, un'ironia che fa sorridere e che fa qualche volta, come dicevo, emozionare. Quello che ti volevo chiedere è se i personaggi, soprattutto appunto quelli femminili, ma anche quelli maschili, sono tutti inventati, oppure se ti sei ispirata alla realtà o hai fatto riferimento, come dicevamo appunto, Romeo e Giulietta o quant'altro, a figure della letteratura in senso lato. Allora, buonasera a tutti e grazie a tutti per essere qui innanzitutto. No, io mi sono ispirata molto alla realtà. Naturalmente ho preso proprio spunto, ho attinto dai rapporti più stretti, che sono poi quelli della mia famiglia. Ho avuto la fortuna di provenire da due famiglie numerose, sia mio padre che mia madre erano 6 fratelli, per cui potete immaginare coincidenza bellissima. Sì, tutti e due, sì. E poi tra l'altro erano gli ultimi, tutti e due. Per cui ho avuto una marea di zie naturali, zie acquisite, cugine molto più grandi. Io per esempio ho una cugina di 92 anni, che è una mia cugina carnale. E quindi da questo mondo femminile io ho attinto molto. Poi tra l'altro io sono del 56, per cui negli anni 60 la donna lavorava in casa, la maggior parte delle mie zie erano tutte sarte, e quindi anche nell'ambito del lavoro, delle loro clienti, era sempre un mondo femminile che mi girava intorno, e quindi io proprio ho attinto dal loro modo di fare, dal loro modo di intendere la vita per creare i personaggi. E devo dire la verità che adesso in età matura, cioè, sono proprio colpita dalla loro forza, da alcune situazioni, comunque queste donne che crescevano poi nel periodo della guerra, quindi nel dopoguerra, come sapevano. L'indigenza proprio. Sì, beh, sicuramente nella povertà. No, proprio nella povertà, no, si lavorava proprio per necessità. Però riuscivano a mantenere sia la famiglia, cioè il legame familiare, crescere i figli, lavorare in casa, una grande forza, molto silenziosa e molto spesso non riconosciuta, come accade spesso alle donne, insomma. E in particolare io, cioè riferendomi proprio a loro, alla mia zia in particolare, ho creato un personaggio che è Pinuccia, che è questa donna così minuta ma così forte. Dicevo il titolo appunto del racconto, Silvietta la vecchietta. È mezzanotte. Mi giro e mi rigiro nel letto con gli occhi spalancati. A soli 10 anni è strano soffrire di insonnia. Lo spavento che ho provato circa 10 giorni fa ancora non mi abbandona, anche se il peggio ormai è passato. Domani mamma, anzi Ada, come lei vuole che la chiami, e Lorenzo torneranno a casa. Lorenzo è il mio fratellone di 16 anni ed io sono Silvietta la vecchietta, e così mi chiamano in famiglia. È stata la mamma a darmi questo soprannome. Una volta l'ho sentita che parlava con papà. Sono molto preoccupata per la bambina, è troppo seria, troppo giudiziosa, sembra una donna, anzi una vecchietta. E da allora tutti in famiglia mi chiamano così, ma io non me la prendo. Ma loro non sanno nulla veramente di me.